Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi a una piccola live splash del vostro Marietto Veneziano. Da come avete visto in questo periodo il Degano e Marietto Veneziano hanno deciso di regalare all'umanità dei circuiti radionici che usavamo da parecchio tempo, che usavamo noi per i nostri clienti e per le persone che ci sostenevano, ma abbiamo deciso per via della situazione del Covid, della guerra che sta avvenendo, insomma, ormai bisogna farsi forza ed essere uniti per questa evoluzione della società. Qui vediamo un quadrante Bovis, per chi non ha mai visto e non ha mai sentito parlare di queste frequenze, sono delle energie che rappresentano un po' i corpi eterici dei vari oggetti, delle varie entità e via dicendo. Ma in questi giorni ho parlato anche della ruota del karma tibetano e anche di un circuito per frantumare le energie negative, cioè per allontanare dal proprio luogo. Quindi, cosa bisogna fare? Ecco, il quadrante radiostesico Bovis serve proprio per valutare un po' la situazione. Ipotizziamo che c'è qualcosa che non va o qualcosa che voi volete prendere, un appartamento, una casa, una mela, qualsiasi oggetto, vedete, fino a 6.000 bovis, 6.500 bovis, la cosa non è buona. Da 6.500 bovis in giù la cosa non è buona. 7.500, 9.000 la cosa è sufficiente, normale, e dai 9.000 in su è tutto grasso che cola. Vi rimando anche a un circuito che io ho fatto scusate, un video sul quadrante dei bovis perché l'ho già fatto, ma questo è solamente un remember, cioè praticamente è un vintage perché fondamentalmente ho già fatto una lezione gratuita sempre sul canale del Marietto sul quadrante Bovis. Quindi quando voi analizzate una cosa mettete qua in centro il testimone che può essere una fotografia, il nome, il cognome, un capello, un mozzicone di sigarette, qualsiasi cosa che voi volete analizzare, prendete il pendolino e via. Chiedete al pendolino che frequenza Bovis ha l'oggetto. Però se voi vedete che la cosa è negativa, ad esempio voi cercate e vedete che in casa ci sono i Bovis bassi in un locale, allora cosa si fa? Si può cercare di utilizzare questo circuito radionico che è un emettitore e dovreste anche avere magari il quadrante radionico per i giorni, per valutare quanti giorni deve essere utilizzato questo circuito. Questo circuito invece serve per stare nella linea della vostra vita, del vostro karma. Quindi se voi vedete che qui la situazione è degenerata, no? Ed è inutile che vi spiego perché la cosa degenera, perché se chi vi ha dato l'esempio da piccolino era una frana, voi da grande avete nel subconscio segnato che sarete una frana, no? E allora bisogna intervenire o con pulizie radiostesiche, con lavaggi del subconscio, con circuiti vari, con riti propiziatori vari e via dicendo. Ma questo è un altro discorso per altre pille. Allora cosa vi consiglio a vostro maglietto? Sempre il circuito radionico per restare nel proprio karma, sperando sempre che sia un karma top, no? E poi per quando vedete che la situazione non va, no, nella proprio locale, nella propria casa, ne stampate uno per locale e le lasciate lì formato 4. Chiaro, se non potete formato 4, anche formato più piccolo, però io di massimo consiglio il formato 4, poi lo nascondete se non potete sopra un armadio o sotto un mobile e lo incollate a destra e in giù. Invece questo è per riuscire a stare nella linea del vostro karma, sempre che avete avuto o abbiate avuto nella vostra vita degli esempi validi, perché se da giovane avete avuto degli esempi un po' farlocchi, chiaramente come uno specchio voi da grande non potreste fare di più, perché come diceva il Cristo, nessuno più del maestro. E questo invece quadrante radiostetico serve a quelle persone che vogliono valutare altre cose, oggetti, macchine che comprate, case, appartamenti, per sapere dove si va a finire. Ve lo ripeto, se è sotto i 6.000 bovi stategli lontano come la peste. Se è sopra i 7.000 vuol dire che è nella normalità, dai 9.000 in su è grasso che cola. E poi è chiaro che sui i canali social si legge che la gente vi porta su a 30.000 bovis. Lasciate stare quelle neweggiate perché
una persona per salire di 100 bovis ci mette una vita. Quando voi, ad esempio, siete 8.000 bovis e vi portano su a 10.000 bovis, vi stanno bruciando il corpo eterico. Può succedere magari per un'ora, 2 ore, una giornata, ma se ve lo fanno per un mese, vi stanno bruciando il corpo eterico. Questo cosa vuol dire? Che se voi mettete dentro la genesi il vostro nome e cognome, vi state bruciando il corpo eterico. Non è che ci sono santi che possono pagare i vostri pranzi e non ci sono pasti gratuiti in questo mondo. E vi ricorda sempre il vostro marietto che se il Dio, no, il creatore, quello che voi volete, vi dà il vento, ma le vele le dovete alzare voi, vi dovete attivare, stampare circuiti, guardare i vari filmati del Marietto, della Hilde, della Hildegarda e imparare. Se invece volete una consulta per agevolare questo processo, sapete che è 20 euro 45 minuti. Quindi questa è la ruota della vita per restare dentro il proprio karma, per non svicolare a destra e a sinistra. Chiaramente se avete un buon corpo eterico, a voi vi conviene subito attivare questo. Se invece vedete che magari il compagno, la sorella, la suocera è giù, chiaramente larga come la peste, capite? Larga, lontani, perché a sbagliare si fa sempre in fretta. E se poi vedete che in casa vostra la situazione sta prendendo una brutta piega per vari motivi, perché magari quello che è vicino a voi ha avuto, come si suol dire, un'infanzia con degli esempi magari che in quel periodo sembravano eccezionali, ma poi nella realtà sono stati dei disastri, attivate questo circuito formato 4, uno per locale. Bene, cari amici, io vi ringrazio di avermi seguito fino a qui, vi aspetto per le prossime sibille interattive gratuite che ad esempio questa sera alle 21:15 con il De Gadda nella piattaforma StreamYard, oppure mercoledì col vostro maglietto alle ore 18, oppure lunedì sera con la nostra Il De Gadda alle 21:15. Cari amici, vi aspettiamo e alla prossima, ciao!